5 notizie dalla Liguria, da Ponente a Levante. Sono stati nominati i coordinatori delle 5 aree sociosanitarie locali e di Liguria Salute, figure centrali nella nuova organizzazione del sistema sanitario regionale, che hanno il compito operativo di prendersi cura dei bisogni del territorio. Nuovo bando per gli interventi di efficientamento energetico di micro, piccole e medie e grandi imprese liguri. Le risorse sono pari a 8,3 milioni che potranno coprire fino al 90% degli investimenti. Via alle domande dal 28 gennaio al 3 febbraio su bandi online di Filse. 23 comuni liguri rientreranno nella classificazione di comune montano, facendo salire così a 129 i comuni montani complessivi in Liguria. Un passo avanti per la tutela di questi territori che rappresentano una ricchezza da valorizzare. È aperta una nuova finestra per richiedere il rimborso delle spese per l'asilo nido sostenute nel 2025. Le domande possono essere presentate fino al 16 febbraio 2026 sul sistema bandi online di Filse. Incontro in regione con una delegazione dell'Associazione Nazionale Forestali. La Liguria è stata la prima in Italia a sottoscrivere un accordo di collaborazione tecnico-culturale. Le attività previste comprendono iniziative di prevenzione, divulgazione e formazione ambientale rivolte anche al mondo della scuola. Queste erano le 5 principali notizie di oggi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.